Cari telespettatori, siamo in diretta, un capitolo periodico che dedichiamo come sempre ai nostri comuni del Veneto, a parlare con chi rappresenta i sindaci, quindi con alcuni amministratori locali, ma soprattutto per fare il punto della situazione. Siamo in un momento particolarmente delicato, i cittadini hanno numerose istanze, le categorie produttive altrettante, insomma ci sarebbe molto da fare. Vediamo un po' cosa ne pensano e quali sono i punti scottanti, partendo poi dal discorso della tassazione, che è un'emergenza effettivamente. È un'emergenza per chi la deve pagare e naturalmente ne sono coinvolti tutti indistintamente, e poi per chi invece dovrebbe ricevere dei soldi, che ne ha estremo bisogno, che sono i comuni. E noi cerchiamo sempre di far capire anche, perché è giusto avere conoscenza delle cose, in che situazioni versano i nostri comuni, non generalizziamo, perché non tutto il paese è uguale. Quali sono le difficoltà, quali sono le esigenze? Ben conoscendo le esigenze di tutti quanti i cittadini. Chi ha difficoltà economiche, giustamente voi ci scrivete tante volte e tutti i messaggi e le vostre mail le leggiamo e poi le riferiamo anche a chi di dovere, non ha la possibilità di tirare fuori più un euro, cioè non ce n'è assolutamente. E allora vediamo di capire insieme la situazione e anche quali sono state le istanze che sono state fatte dall'ANCI a chi rappresenta le forze governative e le aspettative. Ne parliamo con Maria Rita Busetti, ben ritornata qui con noi, Grazie. Vicepresidente di ANCI Veneto, e ben arrivato anche il sindaco di Bovolenta, Vittorio Meneghello. Grazie, che rappresenta un comune di quanti abitanti? 3.500. E quindi un piccolo comune, uno dei tanti che ce ne sono, di cui è cosparsa la nostra regione. Allora, voi vediamo un po' prima l'incontro che avete avuto in un tavolo specifico. Sì, abbiamo avuto un incontro perché devo dire una cosa, e la dico a cappello del discorso. L'ANCI Veneto si muove molto. Qualche sindaco ci rimprovera dicendo che siamo l'ANCI nazionale, che siamo l'ANCI delle grandi città. Non è vero, noi siamo l'ANCI Veneto dei piccoli comuni, siamo l'ANCI dei comuni veneti, caro sindaco. Siamo l'ANCI dei comuni veneti. Allora, sì, prego. Sì, posso andare avanti. Ecco, e quindi ci siamo mossi come ANCI per cercare di capire, cogliere insieme quello che può essere il disagio che oggi i sindaci stanno subendo nel Veneto. Siamo riusciti assieme ai sindaci, accogliendo le istanze dei sindaci del Trevigiano, che sono sicuramente i più reattivi, a fare un manifesto dei sindaci, a presentarlo al tavolo dei sottosegretari e dei deputati, cercando di portare la voce finalmente dei nostri comuni tutti insieme a Roma. Un'altra cosa che io vorrei dire, di cui si parlava prima così in chiacchiere in libertà, è che bisognerebbe essere appunto più reattivi. Ecco, quando lei mi parla di un tavolo comunque portare a Roma, perché siccome i cittadini ormai sentono parlare questi termini, però dicono cosa vuol dire, sostanzialmente che cosa sta a significare? Noi vorremmo che le istanze che i nostri sindaci hanno presentato, le richieste relative ai finanziamenti, al patto di stabilità, al famigerato patto di stabilità, almeno per quanto riguarda un determinato tipo di lavori, le scuole da mettere in sicurezza, tutte le progettazioni contro le inondazioni, cioè quello che può essere veramente essenziale per un comune, venissero tolti dal patto di stabilità. Questo è uno, per esempio, Che risposta c'è stata? Che tipo di risposta avete avuto? Dovrebbe nascere questo tavolo, stiamo aspettando. Quindi ci hanno c'è promesso okay, che il tavolo c'è, noi... io sono convinta che la promessa poi venga anche mantenuta e che il tavolo ci sia. Quello che io voglio, e lo dico con molta fermezza, è che i sindaci siano un pochino più esigenti. Siamo troppo educati? Massaboni, Massaboni. Allora, intanto voglio presentare anche Pierantonio Tommasi, che ci ha raggiunto, vicepresidente di ANCI Veneto. Grazie anche a lei. Buongiorno. La domanda è sempre questo incontro, questo tavolo di trattativa che è stato fatto, e quindi anche le aspettative e le istanze. Un punto, dopo le ridò anche la parola, Presidente, adesso passo la parola anche al sindaco. Un'istanza forte che lei sente in rappresentanza di altri sindaci? Allora diciamo questo, intanto abbiamo al governo due rappresentanti importanti di sindaci, no? Renzi che era un sindaco e Del Rio che è un sindaco, quindi loro dovrebbero capire meglio di tutti quali sono le nostre necessità, le nostre difficoltà nel gestire questi comuni.
comuni piccoli hanno le stesse difficoltà dei comuni grandi, magari siamo più vicini alla gente noi nei comuni piccoli che quelli delle grosse città. Quelle delle grosse città poi hanno degli sconti in altre cose, quelle che non possiamo avere noi nei piccoli comuni, con i quali ci controllano tutto e tutti. È chiaro che in questo momento io come rappresentante di Bovolenta, che è un paese che nell'ultimo periodo, negli ultimi 3-4 anni è sempre nelle cronache regionali e nazionali per gli eventi alluvionali che abbiamo avuto, l'alluvione 2010 e le altre calamità che abbiamo avuto ultimamente, 5 negli ultimi 3 anni, è chiaro che una cosa che mi viene in mente sono la necessità indispensabile di fare opere per mettere in sicurezza i cittadini. Il cittadino deve essere nel mirino degli amministratori in qualsiasi momento. Oggi con troppa superficialità parliamo di opere, ne parliamo e basta, bisogna metterlo sul programma elettorale l'opera, cioè anche i candidati importanti che si presentano adesso alle europee, quelli l'anno prossimo alle amministrative nostre, devono mettere, secondo me, al primo posto la sicurezza. Abbiamo dei progetti fatti in Regione Veneto dopo l'alluvione 2010, dove il presidente Zaia aveva fatto un tavolo proprio di specialisti, di tecnici, professori universitari, per tracciare un programma di messa in sicurezza del Veneto. Hanno stabilito che ci vogliono circa 2 miliardi di euro per fare alcune opere. Ci vogliono opere importanti, strutturali, che diano la garanzia della sicurezza, la tranquillità alla gente. Io vedo, lo leggo negli occhi della gente quando mi muovo in questi momenti difficili, purtroppo è un'esperienza che ho fatto sulla mia pelle in questi ultimi anni, vedo proprio la preoccupazione, il terrore. Quando dicono ti scotti con l'acqua calda, hai paura anche dell'acqua fredda, no? Sì, quindi sì, qui sì. noi siamo stati toccati da questa alluvione in modo serio e quindi oggi, una volta che si alza il livello del fiume, stiamo a parlare di questi problemi. Ma saremo qui a parlarne anche domani, dopodomani, fra 2 anni, se a monte non facciamo delle opere che servano a non fare arrivare queste bombe d'acqua improvvise sui nostri... Quindi ai sindaci che ci stanno governando, importanti come Renzi e Del Rio, diciamo di mettere tutti i problemi importanti, il lavoro, le cose, per carità, siamo qui, le tasse, però la sicurezza secondo me è una delle cose, parlo per quanto ci riguarda noi nel Veneto. Se poi parliamo a livello nazionale, ogni volta che accendiamo la televisione vediamo cosa succede. Vedere in questi giorni nelle Marche quello esatto. che sta succedendo a Senigallia. Vicepresidente, lei? Parlavamo del tavolo di incontro, sì, che c'è stato di proposte. L'incontro che c'è stato con i sottosegretari e con gli onorevoli, i parlamentari veneti, quelli che hanno deciso di venire, è stato molto importante perché dà in sostanza la disponibilità da parte dei sottosegretari, i rappresentanti veneti al governo di appunto istituire questo tavolo che sarà costituito nell'ambito di un paio di settimane. Abbiamo proprio mercoledì prossimo un ufficio di presidenza ANCI per definire i partecipanti e quindi cominciare a lavorare concretamente, e ha fondamentalmente lo scopo di fare una proposta concreta per riuscire ad arrivare a o meglio ad avviare una forma di autonomia in forma sperimentale per quanto riguarda i comuni veneti. Uno dei punti importanti su cui ci concentreremo sarà la definizione dei trasferimenti non più concepiti, anche se con un metodo nuovo, perché il Fondo di Solidarietà distribuisce risorse ai comuni diversamente rispetto al trasferimento classico, i trasferimenti erariali del passato. E vorremmo fare una proposta concreta che ci permetta di avviare una forma, diciamo, di autonomia totale da parte dei comuni. Io l'ho definita tagliare il cordone ombelicale nei confronti dello Stato da parte dei comuni in generale, e la forma sperimentale che propone il Veneto è quella di cominciare dal prossimo anno con una ipotesi di trasferimento su un fondo regionale di solidarietà dove il Veneto decida come fare la distribuzione di queste risorse.
il fondo di solidarietà attuale è composto sostanzialmente per la grandissima parte, circa l'80%, risorse che derivano dalla IMU degli altri fabbricati che versano, o meglio che si trattiene lo Stato dai versamenti che fanno i cittadini al proprio comune. Quindi non la parte, diciamo, dei capannoni, ma quella delle seconde case, esercizi commerciali e via dicendo. Quindi significa che noi già oggi versiamo delle risorse nel fondo di solidarietà che poi in qualche modo ci vengono ristornate sul territorio. Però la forma di ristoro che viene fatta è differenziata da ente a ente. E il Veneto, che storicamente ha per trasferimenti una parte molto bassa di trasferimento da parte dello Stato, perché storicamente noi siamo la regione che ha minori trasferimenti da parte dello Stato, perché si rifà alla spesa storica dopo i decreti Stammati, quindi è una condizione dagli anni 70 sostanzialmente, e quindi con questa nuova formula noi vorremmo riequilibrare la parte che lo Stato decide, o meglio, la parte che in autonomia i comuni decidono di gestirsi. Sono risorse nostre, per cui non togliamo nulla allo Stato, e questo sarà il primo punto. Dopo l'altro punto è quello che faceva accenno. In realtà adesso cosa succede di queste risorse? Non potete gestirle per quale ragione? No, significa che, faccio un esempio, il comune di Caorle riceveva 100 euro pro capite di trasferimento, oggi non riceve nulla perché la sua parte di incasso di IMU e la parte che va travasata poi il Fondo di Solidarietà Nazionale è così, tra virgolette, elevata, per cui lo Stato non gli ritorna nulla. Ecco, quindi ci sono degli esempi di diversi comuni, ovviamente quelli un po' più, tra virgolette, ricchi, nel senso che sono ricchi perché il comune ha imposto ai propri cittadini di pagare delle imposte, non voi, perché... certo. Secondo voi lo Stato è disposto a rinunciare? Beh, la trattativa con il governo, ma lo Stato non rinuncia a nulla. E eventualmente è una forma di perequazione tra comuni, perché allo Stato non togliamo assolutamente nulla. E questa formula ovviamente va strutturata, però io credo che sia assolutamente realizzabile e non tocchiamo nulla a nessuno. L'altra cosa è molto importante, è quella che diceva appunto, perché il documento che è stato maturato dall'ANCI prima su sollecitazione dei sindaci della Marca Trevigiana è composto da più parti ovviamente, no? Ci sono delle priorità su cui ragionare appunto nel contesto del tavolo, altre invece che saranno oggetto di anche ragionamenti da fare con l'ANCI nazionale, perché riguarda un aspetto un po' più globale. La questione è legata al personale, noi abbiamo una percentuale di personale dipendente nei nostri comuni sulla base, diciamo, del rapporto con i cittadini, con gli abitanti, che è molto più bassa rispetto a quelle che hanno i comuni di altre regioni. Ecco, facciamo una proposta su questo, nel senso che si riequilibri, che ci sia data facoltà a chi si trova sotto la media di poter assumere, perché abbiamo condizioni veramente di grave disagio, di situazioni di emergenza sul piano del personale. Mancano assistenti sociali, che è una figura unica che deve esserci nel comune, come altre figure professionali molto importanti per il funzionamento dell'ente. E come la parte invece che è una delle priorità è quella della riduzione del patto di stabilità per arrivare all'annullamento, in particolare per quanto riguarda la questione delle spese di investimento. Il patto di stabilità oggi, come è concepito negli ultimi, dal 2008 in poi, va a incidere in forma molto pesante sulle spese di investimento e quindi sui lavori, tipo la questione legata al rischio idraulico, piuttosto che alla messa in sicurezza degli edifici, in particolare delle scuole. È evidente che la disponibilità data da parte del sottosegretario Baretta, che in parte si occupa di questo, è di dire nel paio di 2 o 3 anni arriveremo all'azzeramento per effetto della necessità di andare al pareggio di bilancio del bilancio dello Stato. Il pareggio di bilancio dello Stato significa che non ha più senso parlare di patto di stabilità. È evidente che però noi abbiamo delle emergenze. In parte ha risposto il Presidente del Consiglio sulla questione delle scuole. Una delle novità recenti è che ci sono anche delle risorse disponibili, quindi il Sindaco ha fatto la domanda al Presidente del Consiglio di mettere in sicurezza una scuola, no? Ecco, noi avevamo capito, e questo era un po' ambiguo, diciamo, come espressione, che fosse legato allo spazio
sul piano del patto di stabilità, per cui il sindaco aveva già i soldi e li poteva spendere, sì. Mentre in aggiunta a quelli che erano già gli spazi maturati, Certo. perché ciascun comune dopo ha dei conteggi. Mentre ci sono anche delle risorse da trasferire ai comuni su questo capitolo, e questo è molto importante perché significa che c'è anche un impegno finanziario diretto dello Stato. Ma questa infatti era stata una domanda che è stata fatta ai vari comuni dove c'era bisogno di finanziamenti proprio per il discorso delle scuole. Appena insediato il Presidente del Consiglio. Sì, però questa è una domanda ambigua, io non so se il sindaco di Bovolenta pensasse nel momento in cui ha scritto al Presidente Renzi se fosse solo spazio finanziario oppure finanziamento. No? Perché... quando mi danno le possibilità io vado. Certo, difatti abbiamo fatto il conteggio. Non rinuncio a queste fonti. Un censimento che ha fatto l'ANCI, abbiamo chiuso 3 settimane fa sostanzialmente, su 216 enti, i comuni in Veneto sono 579 per effetto delle 2 fusioni, hanno risposto in 226 mi sembra, e siamo sull'ordine di 216 milioni di euro di richieste di interventi. O meglio, più che di richieste di interventi, di spazi sicuramente, perché queste sono le segnalazioni fatte dai comuni, e dopo di questa mole di richieste di finanziamento capiremo quanto sarà disponibile nel finanziare lo Stato. Certo. Sicuramente una parte sarà finanziata. Ecco, pongo a tutti quanti voi, perché poi è una domanda, che è una mail che ci ha scritto un telespettatore, dei messaggi che comunque erano arrivati. In queste istanze dell'ANCI Veneto, ben precise, a fronte di esigenze di comuni specifiche eccetera, vi raffrontate con gli ANCI degli altri comuni, delle altre regioni d'Italia, quindi perché alcuni che vengono magari da altri comuni sanno cosa... Sì, è stato uno dei lavori che abbiamo intrapreso col Presidente Dal Negro, proprio quello di cercare di creare un percorso condiviso. Siamo andati a Milano, abbiamo incontrato il Presidente della Lombardia, il Presidente ANCI della Lombardia, che è il Sindaco di Varese. Era presente anche, si pensava di allargare anche al Piemonte, perché l'interesse era di riuscire a condividere quelle che sono le problematiche per fare un po' massa in senso positivo, esatto, del nord, non tanto per scindere sempre nord dal sud, ma proprio perché ci sono delle problematiche che qui si ripetono in Lombardia, in Veneto, in Friuli, ma anche l'Emilia Romagna era disponibile, per cercare veramente di coordinarci in modo da presentare le stesse istanze, di fare le stesse richieste. Perché quello che abbiamo colto nei nostri viaggi, nei nostri incontri, è che comunque i sindaci sono tutti nella medesima situazione. Come diceva giustamente prima il sindaco, che il paese sia piccolo, che il paese sia grande. Siamo la parte peggiore. Aumenteranno i problemi in grandezza, ma sono sempre quelli i problemi. Cioè il problema della scuola da mettere in sicurezza c'è sicuramente a Bovolenta, come c'è a Vicenza, come c'è a Padova. Ecco, e quindi i sindaci sentono tutti responsabili in prima persona nel momento in cui accettano di fare il sindaco, che è uno stranissimo ruolo, perché credo sia il ruolo più importante che un cittadino italiano ha in Italia. È un ruolo di eletto, viene scelto dai concittadini e deve rispondere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sindaco. Anche a livello penale. Anche a livello penale. Per cui credo sia veramente la forza nostra quella dei sindaci. E quello che mi dispiace è che molte volte, malgrado la disponibilità, io per carità sono la prima a sedermi a un tavolo se ci sarà il tavolo, e ci credo, come le dicevo prima, che ci sarà. Però mi sembra che quando si va a Roma ci si dimentichi, anche chi ha fatto il sindaco si dimentica, ma perché probabilmente altri ruoli, altri problemi, altre pressioni, visioni, perché una cosa è vedere il proprio comune e sentire le esigenze, una cosa è affacciarsi sul proprio territorio che è lì vicino e che è molto simile, una cosa è arrivare a Roma e poi guardare un po' l'Italia, che ha questa grandissima diversità tra nord, sud, isole, montagne, mari, e quindi probabilmente si perde un po' quello che è il senso della praticità, per andare invece a creare delle leggi che qualche volta dovrebbero invece essere riviste e confrontate in modo diverso con i cittadini. Sì, andiamo in pubblicità, no, dica pure, dopo andiamo in pubblicità. No, dico, ci vorrebbe anche più
dare più potere ai sindaci. Oggi siamo, certo. oggi siamo in mano purtroppo ai dipendenti e ai burocrati, perché il sindaco, quando tu hai dato la responsabilità con la legge Bassanini, hanno trasferito tutte le responsabilità ai dipendenti. Il sindaco dà l'indirizzo politico e tutto il resto è sulle capacità e sulla volontà dei dipendenti di far funzionare alcune cose. Però la faccia ce la mettiamo noi, la colpa è del sindaco se si attua delle opere o se non si fanno, e se succede qualcosa, anche se è una questione tecnica, è sempre colpa del sindaco, mentre invece le responsabilità, ci vuole potere. Dateci il potere che noi sappiamo. Oggi, tornando poi sul discorso delle alluvioni, poi ne parleremo, il discorso dei fossi. Il sindaco deve avere la possibilità di entrare nelle proprietà, da laddove vede che ci sono delle emergenze, delle necessità, deve entrare nelle proprietà senza dover chiedere permesso a nessuno. Oggi veniamo condannati se facciamo questo, però poi ci sono i disastri, ci sono chiaramente i cittadini che si rivoltano per colpa di uno o colpa di quell'altro, però alla fine è il territorio che deve essere controllato. Assolutamente. Torniamo su questi discorsi, pubblicità, pochi secondi, restate con noi.